sabato pomeriggio stavo prendendo un caffè con mio fratello, che tra l'altro anche lui è un militante storico della Lega, e così parlando mi ha detto, ma insomma, che idee hai, no? Cosa vuoi fare da grande? Ho detto, guarda, non lo so perché non capisco, e lui mi ha detto, scusami, cioè, sei il politico più votato del Veneto e l'hai fatto con la lista Lega che ha fatto un terzo della lista Zaia. Hai dato la vita a questo partito. Di fronte a questo, insomma, cioè, stanno qua a vedere se, ma sì, ma mandali a... A Roberto Marcato non serve finire la frase per farsi intendere. Ospite del direttore Luigi Bacciali a Focus TG, il bulldog del Carroccio riporta un aneddoto privato dall'indubbia valenza politica nel momento in cui i partiti stanno decidendo la strategia in vista delle europee. Una settimana fa, sempre dai nostri studi, l'amministratore più votato della Lega, Zaia escluso, aveva rivelato di non aver ricevuto alcuna chiamata dai vertici regionali, silenzio proseguito anche negli ultimi 7 giorni. Un chiaro segno di disinteresse vissuto con amarezza e stupore. Ma devo stare qua a convincere qualcuno del mio valore? Cioè, il mio valore è stato certificato dall'affetto dei veneti. Cioè, di cosa stiamo parlando? Devo stare qua a telefonare per dire, scusa partito, mi vuoi bene, ti piaccio? Secondo te essere l'uomo più votato di tutto il Veneto, secondo te essere uno dei più conosciuti di tutto il Veneto è sufficiente? Devo cambiarmi il taglio dei capelli? Cosa devo fare? Questa frase che mi ha dato mio fratello per me è stata per cui basta, amen, insomma dai. Ma lo sfogo raggiunge il clou dopo aver sentito le parole del vice segretario leghista Riccardo Barbisan, ospite lunedì sera a Ring. Sono stato abituato così nella Lega, non ci sono principi e principini che si possono mettere in attesa di una chiamata. Siamo tutti militanti e se non ti chiamano, chiami tu. Per l'Europeo basta, cioè, voglio dire, il partito si è espresso anche l'altra sera attraverso il vice segretario, principi, principini. Abbiamo rispetto delle persone. No, basta, adesso chiuso, non è che stiamo qua. Ecco, perché Barbisan incarna il ruolo di vice segretario. Parla per il partito. Partito che però Marcato dice di non voler lasciare. La Lega resta la mia casa, dice a Baccialli, chiudendo però con una stoccata. Ma guardi, sono molto sereno. Quando hai il consenso dalla tua parte, non devi preoccuparti, insomma, ecco. Si deve preoccupare chi il consenso non ce l'ha.